Antenne uguale morte, un solo striscione eloquente preannuncia quanto sta accadendo. Tanto cosa avevo da parte? Cos'è responsabile? Burano, ore 8 del mattino. Alta tensione tra residenti e forze dell'ordine. Tutta l'isola veneziana nuovamente in prima linea contro l'installazione di nuovi ripetitori e nuove antenne di telefonia mobile, al punto che i carabinieri, niente meno che in divisa antisommosse e pure in borghese, sfilano come scorta agli operai di una nota compagnia telefonica, visto il picchetto dei cittadini. Ai piedi dell'imbarcadero vicino alle rive già piazzati i cavi, l'intero materiale tutto per i nuovi ripetitori. Sembra infatti siano più di uno. I timori dei residenti per la salute propria e in generale per quella pubblica, anche per i rischi presenti entro le cosiddette soglie sicure. Studi in mano si domandano quanto l'allarme legato alle frequenze dei cellulari con le onde radio possono essere cancerogene e in che misura. Residenti che uniti al grido di "non ci arrenderemo mai" promettono filo da torcere ai colossi della telefonia mobile. Non mi sento ancora da